Sei un allevatore o lavori in agricoltura? Coldiretti Nuoro Ogliastra ti ricorda che sono in fase di predisposizione le domande premio PAC 2025. Coldiretti è al tuo fianco per tutte le informazioni e la predisposizione della presa dati per le domande. Coldiretti Nuoro Ogliastra. Ti aspettiamo nelle sedi di Lanusei in Viale Marconi e a Ierzu in Corso Umberto. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E quando mi riempi di offerte, allora sì che mi sento il carrello migliore del mondo. In offerta pasta de cecco 500 grammi a 79 centesimi, birra Peroni 66 CL a 99 centesimi, Biopresto liquido 35 lavaggi a 3,89 €, cornetto algida 6 pezzi a 3,79 €. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. Dal mare di Arbatax, dove il vento racconta storie di marinai, nasce la freschezza che portiamo ogni giorno sulla tua tavola. Pescheria da Nemo. Il meglio del pescato. Orate, spigole, gamberi, cozze e i crudité freschissimi nelle 1000 composizioni. E se non hai voglia di cucinare, Nemo seleziona per te i migliori antipasti, preparati e tantissime sfizioserie di mare pronte da gustare. Nemo Pescheria, la migliore che ci sia. Presso Eurospar Tortolì, in via Bertolotto 2. Non fartelo raccontare. Con l'arrivo della primavera, le giornate si allungano, il sole risplende e i tuoi capelli si illuminano di una nuova luce. Da Amy Beauty Hair, la bella stagione inizia con la nanoplastia, il trattamento bio per un liscio naturale fatto da olio d'oliva per dare la lucentezza, bacche di acai per nutrire dalla radice, olio di argan per capelli morbidi. Fissa subito il tuo appuntamento allo 0782 623 684 e avrai uno sconto del 20%. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. Ancora buongiorno a tutti e a tutte da Federica Meris, ben trovate il secondo appuntamento della mattina con Stella di Cecché. Con il nostro notiziario del news dall'Ogliastra. Oggi partiamo da Lanusei con una buona notizia per la sanità ogliastrina, perché c'è un nuovo importante ingresso all'ospedale, un nuovo tassello che va a rinforzare il presidio ospedaliero. Infatti il dottor Massimo Tuveri, chirurgo di fama e luminare nel suo campo, ha accettato l'incarico al Nostra Signora della Mercede. Una notizia che circolava da tempo, ma ora c'è l'ufficialità. Tuveri ha risposto a un bando dell'ASL Ogliastra accettando l'incarico da chirurgo per il territorio. Questo è un ottimo segnale per la sanità. Il dottor Massimo Tuveri ha commentato il consigliere regionale Salvatore Corrias, con il quale abbiamo una bella e proficua interlocuzione, un gentiluomo e un chirurgo di fama. La sua disponibilità dichiarata a lavorare nello nostro ospedale è un fatto di fiducia, quella sua nei confronti del nostro territorio, quella del territorio nei suoi confronti, quella nostra che dobbiamo credere di più in ciò che possiamo fare. Grazie per ora, dottor Tuveri. Queste le parole espresse dal consigliere regionale Corrias, presa la notizia dell'incarico come chirurgo, quindi del nuovo arrivo del dottor Massimo Tuveri all'ospedale di Lanusei. Andiamo avanti, ora c'è un'altra importante iniziativa perché la scuola primaria centrale di via Monsignor Vigilio a Tortolì ha intitolato la biblioteca ad Anna Laura Pilia. Lo ha deciso il consiglio di istituto pensando a un'iniziativa in memoria della piccola velista scomparsa lo scorso agosto a soli 10 anni mentre praticava il suo sport del cuore nelle acque di Arbatax. Il consiglio ha deliberato l'intitolazione a suo nome della biblioteca del plesso. La biblioteca Anna Laura sarà rinnovata grazie a una donazione fatta dalla famiglia, alla collaborazione del personale della scuola, degli studenti e dei professori del liceo artistico di Lanusei e del comune di Tortolì.
Con questo messaggio il comprensivo invita a partecipare a una raccolta di libri in memoria della piccola. Infatti presso la libreria del Corso a Tortolì è depositata una lista di 600 libri che serviranno proprio a rinnovare la biblioteca. A partire da oggi sino al 30 giugno sarà possibile rivolgersi alla libreria e procedere con l'acquisto. Sarà poi la stessa libreria a provvedere alla consegna dei libri alla scuola. Il comprensivo ringrazia la società cooperativa Oleaster per i servizi e i docenti della scuola che hanno collaborato nell'elaborazione dell'elenco di libri adatti alle esigenze dei bambini. L'inaugurazione con una piccola e sobria cerimonia è prevista in autunno. Con questa iniziativa il nome di Anna Laura resterà per sempre nella nostra scuola in ricordo di una bambina solare e brillante, del suo sorriso indimenticabile. Queste le parole del comprensivo. Andiamo avanti ora, parliamo del progetto Ogliastra Guest Card che è entrato nel vivo con l'avvio della stagione estiva, promosso dal consorzio turistico Ogliastra Blue Zone. Nasce con l'obiettivo di costruire una rete di operatori locali per offrire ai visitatori un'esperienza di viaggio più comoda, ricca e partecipata. Dopo un anno di lavoro sono oltre 40 le aziende del territorio che hanno aderito all'iniziativa. Dal mese di maggio inoltre è partita la distribuzione di 30.000 mappe turistiche dell'Ogliastra, è stato attivato anche un infopoint digitale raggiungibile, accessibile tramite web app che ha già registrato centinaia di utenti. L'Ogliastra Guest Card è un vero e proprio pass turistico che offre vantaggi concreti, tra le opportunità l'accesso gratuito a luoghi simbolici del patrimonio culturale e naturalistico ogliastrino, per esempio le visite al parco archeologico di Selene alla Lanusei, oppure a Sarques Fornos a Villa Grande o il complesso di Scerì a Il Bono. Non mancano momenti di convivialità con aperitivi tipici in diverse aziende del territorio. Poi permette anche sconti esclusivi su escursioni, trekking, gite in barca e tante altre attività. Una card che è acquistabile nelle strutture convenzionate o sul sito www.ogliastraguestcard.it, è gestibile tramite un'app. Siamo orgogliosi che dopo un anno di lavoro intenso il progetto sia finalmente partito. A dirlo sono proprio i soci del consorzio Ogliastra Blue Zone. Per una volta l'Ogliastra anticipa i tempi, lanciamo uno strumento che punta a portare benefici reali a turisti e valore aggiunto agli operatori locali. Abbiamo raggiunto gli obiettivi economico-finanziari previsti senza contributi pubblici, grazie esclusivamente alle quote delle affiliate che hanno creduto nella visione del consorzio. L'obiettivo ora è quindi raccogliere il maggior numero possibile di iscrizioni, così da avere dati concreti per progettare con largo anticipo la stagione 2026. Questo è il commento del consorzio. Ci spostiamo a Ulassai perché recentemente c'è stata una bella iniziativa, Puliamo il Mondo, organizzata dal CEAS, e ha visto il coinvolgimento dei bambini che sono stati i protagonisti dell'iniziativa insieme ai genitori. Per 3 pomeriggi intensi i bambini hanno dato il meglio di sé nella splendida cornice di Santa Barbara, armati di guanti, sacchi e tanto entusiasmo hanno ripulito gli spazi, raccolto rifiuti e riscoperto il valore di prendersi cura dell'ambiente. Un gesto semplice ma potente, un messaggio chiaro: il rispetto per la natura e per la nostra comunità parte dai più piccoli e contagia tutti. Queste le parole dal comune di Ulassai. Concludiamo con la prima fiera dello sport che si terrà domani, sabato 24 maggio, a Barisardo. Un evento patrocinato e finanziato dal comune e dall'Unione dei Comuni d'Ogliastra, organizzato dall'OCSEN Ogliastra. Si terrà appunto domani negli impianti sportivi del Circillai. Lo scopo è promuovere e diffondere la pratica dello sport e far conoscere le varie discipline. La mattina la manifestazione sarà riservata esclusivamente agli alunni della scuola secondaria di primo grado di Barisardo, mentre il pomeriggio
pomeriggio l'ingresso sarà libero per tutti, adulti, ragazzi e bambini. Sono previste prove gratuite, dimostrazioni, approfondimenti, giochi e tanto divertimento con le associazioni sportive del territorio dei vari settori, dal basket al calcio, al volley, tennis, arti marziali, windsurf, insomma tantissimi sport. Una bellissima occasione, domani la prima fiera dello sport a Barissardo al Circilai. Per oggi è tutto con il nostro notiziario, vi do appuntamento a lunedì, torniamo con la nostra consueta rassegna stampa. Grazie per averci seguito, grazie alla regia di Roberta Aloi e buon fine settimana a tutti e a tutte.